L'Agenzia per la protezione dell'ambiente cambia perché cambia il contorno normativo, ma ARPA resta saldamente ancorata al territorio. Assessore Vito, è così? Quali le novità per i cittadini del Friuli Venezia Giulia? Ma ARPA cambia non soltanto perché il contesto normativo è in evoluzione, ARPA cambia soprattutto perché vogliamo dare veramente a questa struttura non solo sempre più il massimo della centralità e dell'importanza nell'ambito della protezione dell'ambiente, ma anche perché riteniamo che un'ARPA adeguata alle grandi sfide che anche questa regione sta affrontando sia un obiettivo importantissimo a vantaggio di tutta la comunità. Oggi a Palmanova ARPA presenta la sua nuova riorganizzazione, la squadra, il lavoro progettuale che viene messo in campo e quindi vengono presentati gli obiettivi di un lavoro assolutamente importante e anche ambizioso. Il direttore, tutto il personale si è messo profondamente in discussione per cercare di migliorare ancora quella professionalità che in ARPA già c'era, che ora però verrà sempre più valorizzata e ottimizzata. Il lavoro che si sta facendo è sicuramente ad interesse di tutto il sistema, perché un'ARPA che faccia sicuramente controlli è fondamentale, ma è importante anche che la nuova ARPA sempre più affianchi enti pubblici, i privati, il sistema Regione Friuli Venezia Giulia in un percorso di crescita verso un modello di sviluppo che abbiamo in mente, sempre più sostenibile, in cui valorizzazione e tutela dell'ambiente vuol dire anche occasioni di crescita e di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia.